Eccoci, buongiorno amici della pesca e del canale YouTube Ligurian Fishing Adventure. Sono Demosio Giorgio e questo è il mio canale. Abbiamo recentemente parlato di un uccello acquatico decisamente famelico che crea non pochi problemi agli ecosistemi e agli allevamenti ittici nei quali decide di sostare. Stiamo parlando per l'appunto del cormorano. Anche se questo uccello acquatico è protetto dalla direttiva europea Uccelli, nei precedenti video abbiamo visto come, con l'aiuto della legge e il supporto dei diversi organi e uffici predisposti, sia possibile effettivamente fare qualcosa. Infatti cito pari pari l'articolo 9 della direttiva Uccelli del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/10/2009, recepita con la legge 4 giugno 2010 numero 96 articolo 42, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consente di derogare agli articoli dal 5 al numero 8 sulla protezione delle specie protette. In particolare, la direttiva Uccelli stabilisce che il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero delle Politiche Agricole e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, su richiesta della Regione, per prevenire gravi danni alla pesca e alle acque, autorizza metodi di cattura o uccisione delle popolazioni delle specie interessate, a condizione che non esistano altre misure valide. Ma arrivati quindi a questo punto clou della storia, dove l'uomo per risolvere il problema decide come sempre di uccidere letteralmente il problema, facciamo un attimo un passo indietro. Pensavamo che il cormorano non avesse nemici naturali, invece no, uno c'è, uno esiste, la lontra. Difatti, questo simpatico e meraviglioso mammifero è un predatore che si nutre principalmente di pesci, gamberetti ed altri invertebrati acquatici e non disdegna nemmeno gli uccelli acquatici, compreso il nostro amico cormorano. Ma che cosa sappiamo effettivamente della lontra europea? La lontra è strettamente legata ai corsi d'acqua, come testimoniano i suoi adattamenti: il corpo allungato, la fitta pelliccia, le zampe palmate, le piccole orecchie e le narici che si chiudono quando si emerge. Le lunghe fibrisse le permettono di localizzare le prede anche nelle acque più torbide e di notte. Come abbiamo detto in precedenza, è un mammifero che si nutre principalmente di pesci come alborelle, cavedani, vaironi e anguille. La sua dieta è integrata anche da uccelli acquatici, piccoli mammiferi e granchi di fiume. È un animale solitario, a parte durante il periodo della riproduzione. Vive tutto l'anno nel suo territorio, costituito da un tratto di fiume e dalla vegetazione ripariale, circostante, che le assicura siti di rifugio e la disponibilità di prede. La gestazione va dai 61 ai 74 giorni e i parti possono avvenire in tutte le stagioni, con la nascita dagli 1 ai 3 piccoli. In particolare in quelle aree geografiche dove la specie risultava assente o con scarsi segnali di presenza. Territori abitati storicamente e poi abbandonati a causa dell'impatto diretto e del disturbo antropico. Fermo restando che la popolazione italiana è concentrata soprattutto nel meridione, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e in aumento in Abruzzo e Molise, dove continua la fase di espansione, grazie anche all'avvenuto contatto tra i nuclei presenti. Lo studio ha voluto verificare se nel resto d'Italia, centro-nord, la situazione fosse in qualche modo cambiata rispetto al recente passato. Ebbene, con il monitoraggio ancora in corso, che si concluderà a fine estate, si può avere già un quadro della situazione, con notizie confortanti in alcune aree geografiche e con riscontri ancora negativi in altre. In particolare la lontra è tornata in alcune regioni del nord, da dove non era stata più segnalata da decenni. È il caso del Friuli Venezia Giulia, dell'Alto Adige, della Lombardia, della Liguria e per quanto riguarda il centro, del Lazio. Segnalata anche nel Veneto, in provincia di Belluno. Si conferma invece assente in Piemonte, a parte un nucleo reintrodotto nel Parco regionale del Ticino, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Umbria e nelle Marche. Il quadro che si può delineare è che si sta assistendo a un ritorno della specie sull'arco alpino, a mano
più a valle, grazie allo sconfinamento di esemplari provenienti dall'Austria, dalla Slovenia e dalla Francia. In quanto alla presenza nel Lazio, in un numero più evidente rispetto ad altre regioni monitorate, è molto probabile che non sia conseguente a un'espansione della popolazione residente nel meridione, ma che si stia trattando di un arrivo dal mare. Per chiudere questo video, che vuole essere il più romantico possibile per deviare la possibilità che, come sempre, l'abbattimento sia l'unica risposta, l'unica soluzione che abbiamo noi esseri umani, ho un solo messaggio per voi, che è: abbasso i cormorani, viva la lontra. Noi ci vediamo alla prossima avventura, continuate a seguire ed iscrivervi al canale Ligurian Fishing Adventure, perché le avventure non finiscono mai.